prima vista il mestiere del barista, al contrario è complicato, ci vuole l'occhio esercitato, perché tutti i clienti hanno gusti differenti. Il caffè lo vuol ristretto, lungo, liscio e picoretto, chi lo vuole nel bicchiere, dolce, amaro o a piacere. Un barista perfetto anzitutto deve essere diplomatico e psicologo. Me spiego. O deve dare l'impressione al cliente che il caffè o sia dolce anche quando è senza zucchero. E poi bisogna sapere distinguere bene diverse categorie di clienti per evitare spiacevoli conseguenze. Che la categoria dei clienti che sempre sprescia, entrano, comandano un caffè, so bevan, amiam de feu, vedan passare un qualunque, fan mostrare ciamalo che corrono a preu, e il caffè o passan conto propaganda. A categoria clienti ultra eleganti, o per meglio dire gaga, alle a più pericolosa, entran e te salutano regalandoti di aggettivi senza economia, per esempio illustrissimo, cavaliere, eccetera, eccetera. Parlando te dan sempre ragione e a un momento buon te ci mandano a parte qui in bello sorriso te dicono c'è amica dege franchi da prestame. Se non ti chiede, lo se fan ci vede. E se ti chiede, non ti vedi più. E più interessanti da osservare sono le cosiddette coppie di innamorati. Intran, usueno un po' più spavaldo, a signorina un po' più vergognosa, usueno o comanda due caffè, poi lo invita a signorina a mangiare qualche pasta. Lei risponde no, non mi piace, poi tu sai che mi fanno mai i denti. Lei lo insiste, allora la signorina si decide e ne pigia una, poi alla mia e ne pigia un'altra. Alla mia turna e a ne pigia un'altra, a ne pigia un'altra e a la mia più, a ne pigia un'altra e a sera oggi, e cianin sparisce tutto il cabaret. Al momento di pagare, il suo tu dice, cosa spendo? Go due caffè e una pasta. Pronti e con cappuccino, un barolo, un marzalino. Devi far tutta la lesta senza perdere mai la testa, soprattutto essere onesto, non scordare mai il resto.